Riconoscere la malattia e i contatti stretti di positivi in quarantena è la richiesta al governo del presidente Luca Zaia in un momento di fortissima difficoltà per aziende e servizi pubblici. 2 pazienti coinfettati da varianti Delta e Omicron alla scoperta dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sui tamponi di 2 persone infettate residenti a Padova e Trento. Boicottare i centri vaccinali rallentando nell'attività è l'ultima strategia dei no pass e no vax l'ULS 6. Qui è già successo, ma non ci bloccheranno. Prima la Camera, poi il Senato, la ministra Lamorgese assicura l'impegno del governo per i fondi del PNRR ai comuni veneti. La questione posta dal Dem Ferrazzi, fiducioso Mario Conte. Minacce ed aggressioni per derubare gli anziani, sgominata dai carabinieri di Treviso. La banda degli abbracci, almeno 13 gli episodi, dei quali sono accusati 6 rumeni. Salasso bollette su commercianti e ristoratori che peserà tra il 20 e il 40%, chiedono l'intervento del governo per un periodo ancora molto difficile a causa della pandemia. Addio a Luciana Boccardi, giornalista e scrittrice veneziana, studiosa di moda e di costume, aveva lavorato per molti anni in Biennale, aveva 89 anni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali il vero e proprio appello che è partito questa mattina dall'unità di crisi di Marghera da parte del governatore del Veneto Luca Zaia. Si riconosca la malattia e i contatti stretti di positivi attualmente in quarantena. Questo nel bel mezzo di una settimana complicata con fabbriche e municipi, servizi pubblici a rischio paralisi. Zaia che tra l'altro oggi è tornato a chiedere un nuovo corso per il tracciamento dei positivi. Sentiamo. Capite che c'è il rischio di un incentivo anche che qualcuno dica io non sono contatto di niente, o meglio tu sei positivo, non dire che mi hai visto. Qualcuno ha ancora bisogno di andare a lavorare, cioè non è che siamo... Questo guardate che è inquietante sta storia, non possiamo imporre le quarantene e non pagare chi è in quarantena, come malattia. I rischi di peggiorare la situazione epidemiologica sono evidenti, per questo usa parole nette Luca Zaia nel chiedere al governo di riconoscere le quarantene per contatto stretto come malattia, nodo che interessa migliaia di lavoratori nel solo Veneto, dove il contagio continua a dilagare, circa 18.000 i positivi nelle 24 ore, e certo non aiuta il contact tracing ormai in tilt, con Omicron già oltre il 60% dei casi è destinata a impennarsi ulteriormente nel giro di 10 giorni. Anche per questo Zaia chiede di tradurre in pratica la linea dell'ECDC, il Centro Europeo della Prevenzione delle Malattie, e quindi tenere fuori gli asintomatici dal conto dei positivi, con effetti molto concreti. Andrebbe ritarata va ritarato il piano di sanità pubblica rispetto alle scelte su chi tamponare, chi monitorare, chi contattare. Stesso criterio che dovrebbe essere utilizzato anche nel considerare i pazienti ospedalieri. Zaia porta l'esempio della puerpera asintomatica che risulta positiva prima del ricovero. Noi chiediamo che questa quota di pazienti, che non è vastissima, che però sono qualche decina, qualche centinaio nei grandi numeri, che fra l'altro nel passaggio di colore di area con questo sistema di oggi pesano, vengano depennati dalle statistiche. Veneto che resta giallo ma che vede comunque l'arancione dietro l'angolo. Attenzione però, avverte Zaia, Omicron resta pericolosa. Nei primi 13 giorni di gennaio si è registrato un più 41% delle presenze di non vaccinati nelle terapie intensive rispetto al mese precedente e un meno 8 invece di vaccinati. Un dato sanitario che si traduce sempre più spesso in un fenomeno preoccupante. Arrivano sempre più pazienti che continuano a resistere a casa, che chiamano addirittura il 118 e poi rimandano Guardate, questa è storia che ve la posso far raccontare dagli operatori. Mettono giù e dicono ma richiamerò, alla fine vanno a prendersela a casa che non respira più. Questa è la tragedia. Quanto alle scuole, sono 254 su un totale di 1039 sotto provvedimento le classi scolastiche in quarantena per la presenza di casi Covid, 20.700 i ragazzi in isolamento, ha riferito l'assessore Manuela Lanzarin, 509 i positivi invece tra i 30.000 ospiti delle case di riposo. Tra di essi però soltanto 20 gli anziani ricoverati in ospedale, segno che il vaccino per i più fragili funziona.
La notizia è stata confermata nel pomeriggio. 2 pazienti sono coinfettati da variante Delta e Omicron. La scoperta da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Ma attenzione, non si tratta della Deltacron, ma di una coinfezione nella stessa persona. Tracce di variante Delta e di variante Omicron nello stesso tampone. La scoperta è stata fatta lo scorso 3 gennaio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro, che per la prima volta in Veneto ha individuato 2 casi di doppio contagio da variante Delta e Omicron. I biologi dell'Istituto Padovano specificano che non si tratta della variante Deltacron di cui si è parlato nelle scorse ore e di cui al momento non c'è evidenza scientifica, ma di una infezione contemporanea delle 2 varianti che è stata riscontrata in 2 pazienti, uno residente nel Padovano e l'altro a Trento. Si tratta di un fenomeno raro. Non è dato sapersi se anche in passato, durante le precedenti ondate del Covid, quando circolavano le varianti alfa e beta, ci fossero stati casi di coinfezione, perché le varianti erano piuttosto simili, mentre la Omicron presenta diversità più evidenti. Sconosciuti anche gli effetti di questo doppio contagio, visto che i tamponi inviati all'Istituto Zooprofilattico sono stati mandati secondo criteri casuali. Un vero e proprio tam tam su Telegram e sui social. I Novax vogliono boicottare i centri vaccinali. Questo è l'allarme con l'ULSS 6 che risponde: non ci bloccheranno mai. Centinaia di persone si stanno presentando nei centri punturali richiedendo ricetta, prescrizione, vaccino e firma di consensi redatti dagli avvocati, mandando in tilt tutto il sistema nazista. Il messaggio circolato sul canale ufficiale del movimento Veneto No Green Pass inizia così e prosegue con le dettagliate istruzioni da mettere in campo per rendere difficile il lavoro degli operatori dei centri vaccinali. Dalle manifestazioni di piazza, ora possibili solo in forma statica, ad azioni mirate per boicottare la campagna vaccinale. Ecco la nuova svolta dei Novax. Si presentano in coppia con documenti scaricati dal sito di un avvocato romano No Pass e cercano di bloccare o rallentare il lavoro dei medici vaccinatori negli hub. A Padova è già accaduto, ci confermano dall'ufficio igiene dell'USL 6. Ne abbiamo avute a partire appunto da giugno a questa parte, qualcuna in più dopo l'entrata in vigore dell'obbligo superiore ai 50 anni. I nostri operatori sono preparati su cosa devono fare, cosa devono rispondere. Insomma, questa è un po' la situazione. Sì, qualcuno ha anche chiamato le forze dell'ordine, questo è vero. In qualche caso sono arrivati anche i carabinieri chiamati dagli stessi Novax. Se l'insistenza si protrae, per chi cerca di bloccare le vaccinazioni si può anche profilare l'ipotesi di denuncia per interruzione di pubblico servizio, ma ad oggi non è ancora successo, visto che, come dice l'USL Eugania, i medici padovani sono addestrati a rispondere in fretta e ad allontanare i no pass per non creare code tra chi invece si vuole vaccinare. Non possono interrompere un pubblico servizio, perché non si può tenere una linea bloccata per 1 o 2 ore, per cui per adesso non è successo, poi sono sempre andati via, quindi non abbiamo più avuto modo di proseguire nelle varie denunce. Intanto proseguono le vaccinazioni con prima dose, una spinta soprattutto tra i più giovani. È vero che abbiamo avuto un aumento di prime dosi, però soprattutto in quelli più giovani sostanzialmente nei bambini e in quelli più giovani. Quelli dei 50 anni un pochino meno, ci aspettavamo qualche cosa di più, insomma, però insomma, sicuramente c'è un aumento, però dovrebbe essere un pochino di più. Già il 23% dei piccoli tra i 5 e gli 11 anni è vaccinato. Sabato e domenica nuova Open Day ad accesso libero per la vaccinazione dei bambini. Dicevamo delle difficoltà del tracciamento, delle lunghe code ai Covid point. Una nuova mattinata di passione si è registrata a Treviso. Oggi una giornata direi quasi drammatica per il traffico diretto verso il centro tampone di Treviso. Naturalmente abbiamo presidiato la zona per tutta la mattina con 2 pattuglie, ma come avete anche voi visto purtroppo la coda arrivava fino alla tangenziale. E non solo, la colonna di auto questa mattina proseguiva fino alla rotonda San Lazzaro, creando un imbuto impossibile da bypassare, una vera e propria emergenza nell'emergenza. Una soluzione che abbiamo adottato ormai da molti giorni è far girare tutto il traffico davanti al CARD in modo tale da allungare
il traffico, però naturalmente la strada nel momento in cui contiene un tot numero di veicoli è impossibile poi naturalmente riuscire a trovare subito delle soluzioni. Le pattuglie sono lì in modo tale che se la coda arriva fino alla tangenziale necessariamente devono deviare le persone che arrivano in altri centri tampone. Un'immagine, quella delle code per il punto tampone in Dogana, che ormai è un déjà vu. Ogni giorno migliaia di macchine incolonnate in attesa del tampone. Chi con febbre, bambini, anziani, donne in gravidanza. Una lunga coda che non risparmia nessuno. La situazione è ingestibile qua e non ce la facciamo più, sperando che questo Covid se ne vada via più presto possibile. Ho 2 bambini in macchina. I bambini con la febbre. Ho soltanto tanta pazienza e mi auguro che ce l'abbiano anche i piccoli. Siete in 5 in macchina con 3 bambini e davanti avete una coda molto lunga. Sì, molto lunga, siamo all'inizio della strada e ancora non so, quasi 2 chilometri, qualcosa davanti. E ci vogliono, non so, 2, 3 ore, 3 ore e mezzo, non so quanto. Non ho idea di quanto possa essere, ma penso che almeno 2 ore saranno. Comunque tu continuerai a leggere? Sì, secondo me lo finirò. Insomma c'è anche dell'ottimismo. L'elenco completo con i codici Ateco sarà definito dal governo la prossima settimana, ma dal 1° febbraio scatterà l'obbligo di Green Pass anche per accedere a molti negozi. Abbiamo chiesto ai cittadini, ai padovani, che cosa ne pensino. Io sono favorevole, ho sempre una cosa in più, che ci possiamo stare leggermente più sicuri, ecco. Certo che io lo metterei anche al supermercato, anche a fare la spesa, perché al supermercato la gente va a mettere le mani dappertutto. Sarebbe giusto che se è obbligatorio dappertutto, ormai è inutile fare delle fasce sì, delle fasce no, lo mettiamo dappertutto e siamo a posto. Ne penso sempre benissimo. La cosa migliore sarebbe che tutti si vaccinassero intanto, questa è la cosa più importante, e chi non si vaccina va all'ospedale dovrebbe anche pagare, siamo all'85%. E quindi se c'è bisogno di pagare qualcosa lo devono pagare chi non rispetta le leggi. Se ci vacciniamo tutti ne usciamo prima. Io vi dico soltanto che sono un sanitario. E non ne può più. Non ne posso più, basta, sono esaurita. Con unanime di sì per i cittadini che vedono con favore l'introduzione dal 1° febbraio del Green Pass base anche per accedere a uffici pubblici, negozi e centri commerciali. Diverso il punto di vista degli esercenti. Per il momento non abbiamo ancora indicazioni dall'azienda e sicuramente ce le daranno a breve, però secondo me sarà ancora più difficile, che già c'è pochissima gente e i saldi quest'anno sono un po' più rallentati rispetto agli altri anni, quindi vediamo, non lo so. Già voi comunque controllate la temperatura all'ingresso, controllate l'igienizzazione? Sì, noi controlliamo tutto, abbiamo i nostri gel, la temperatura la prendiamo, però tante a volte non si disinfettano neanche. Signora, la sua è una fioreria, sarà necessario anche qui esibire il Green Pass per entrare? Io al momento non lo credo, non sia indispensabile, perché il cliente rimane qui 5 minuti, 10 finché sceglie l'omaggio floreale e dopo se ne va. Al massimo saranno 15 minuti quando scrive il biglietto che la eseguiamo noi, dunque non credo. Comunque sarebbe un problema perché il negozio è piccolo, siamo in 8 solo noi, signora, spero proprio non venga attuato. E se no ci adatteremo. Il cliente comunque fa fatica a attendere fuori. Fiducia in tempi migliori arriva da questo segno di speranza. Un mazzo di fiori bianchi e azzurri con la spiga buona fortuna per festeggiare l'arrivo al mondo del piccolo Nicolò. I temi del lavoro con l'avvertenza Speedline, un capitolo che avvertono i sindacati, in particolare la FIOM e la Camera del Lavoro, non è affatto chiuso. È la data del primo tavolo tecnico, 17 gennaio, data fatidica per la Speedline, primo appuntamento che dovrà trovare il piano industriale sostenibile per il mantenimento degli oltre 600 lavoratori diretti e dei 200 dell'indotto dello stabilimento dei cerchioni in lega per auto dei grandi marchi del lusso. Nonostante gli annunci, è ancora presto per cantare vittoria. La partita non è assolutamente finita. Il calcio iniziale, se restiamo nella metafora calcistica, sarà dato lunedì, ma è un percorso molto in salita, molto complicato, e non lo diciamo perché siamo pessimisti, anzi. La delocalizzazione non è ancora del tutto scongiurata, tanti dubbi e le preoccupazioni per una decisione che potrebbe subire nuovi cambiamenti, a ribadirlo è il sindacato della FIOM.
Quello che più ci preoccupa è che, così come è stata revocata la decisione, in tempi velocissimi potrebbe essere nuovamente rimessa in campo. L'amministratore delegato del gruppo Rona ha esplicitamente detto che per loro la decisione della chiusura è l'unica possibile. Quello che ci preoccupa è proprio trovare invece gli strumenti per convincerli a restare. Non a caso il presidio fuori lo stabilimento di Tabina proseguirà ad oltranza. Dobbiamo controllare che in effetti l'accordo che è stato raggiunto per lasciare uscire il prodotto finito in effetti vada a finire alle case automobilistiche che sono nostri clienti e non in qualche magazzino strano ad aumentare le scorte dell'aeronave. Speedline è la punta dell'iceberg di una crisi per il mercato auto e dell'automotive a livello nazionale. Nel solo mese di novembre in Italia si è registrato un calo delle immatricolazioni del 25%. La transizione dell'auto potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro di circa 50.000 addetti. Questo ovviamente se non si riesce ad intervenire e quindi se il governo continua sulla strada del non intervento nel settore. Parte anche da Venezia la chiamata per l'imminente mobilitazione nazionale per spronare il governo. E abbiamo intenzione per il mese di febbraio di mettere in campo questa mobilitazione. La politica con il fronte caldo dei fondi per la rigenerazione urbana, se ne è parlato oggi al Senato della Repubblica e precise rassicurazioni sono arrivate dal ministro Lamorgese. Assicuro che il governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze rappresentate in questa sede. Lo ha detto alla Camera, lo ha ribadito al Senato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. L'esecutivo Draghi è pronto a integrare le risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana per i comuni del nord rimasti esclusi dal primo round di finanziamenti. La questione è stata posta a Palazzo Madama nel corso del question time dal senatore Dem veneziano Andrea Ferrazzi, che ha portato l'esempio del Veneto. Nel Veneto, per fare un esempio della mia regione, sono stati finanziati solo 5 comuni e su 227 presentati come progetti ne sono stati finanziati solamente 24. Sappiamo benissimo che il nostro paese, o cresce tutto insieme o non cresce nessuno. E però è del tutto evidente che i criteri che sono stati utilizzati per aggiudicare le risorse finanziarie sono stati dei criteri particolari che hanno sfavorito in maniera troppo penalizzante i comuni del nord. Lamorgese ha fatto riferimento in particolare agli ulteriori 200 milioni di euro implementati con il decreto PNRR e alla possibilità introdotta dalla legge di bilancio di accesso anche ai comuni sotto i 15.000 abitanti. Soddisfatto per il momento Mario Conte, presidente dell'ANCI, il primo a chiedere la revisione dei parametri, ribadita lunedì a Padova alla stessa ministra Gelmini. Io rimango fiducioso. Il comune di Treviso, questo bando vale 20 milioni, però per i comuni limitrofi sono davvero una montagna di soldi che potrebbero arrivare per dei progetti che nascono dalle esigenze delle nostre comunità. Quindi fino alla fine continueremo a combattere per questa dignità amministrativa e questo principio di equità che deve vedere i comuni veneti premiati tanto quanto i comuni del sud, perché stiamo parlando di esigenze delle nostre comunità. E rimaniamo a Treviso per la cronaca. Proprio a Treviso è stata sgominata infatti una pericolosissima banda specializzata in furti e truffe ai danni dei più anziani. Avvicinavano le vittime prescelte, anziani, poi con la tecnica dell'abbraccio mettevano a segno il colpo, ma non si limitavano a strappare monili in oro, catenine e orologi. Se si trovavano di fronte ad una qualsiasi resistenza, senza esitazione aggredivano le loro vittime. Non solo, in un caso sono arrivati addirittura ad una minaccia terribile: fermo o ti spariamo. In un altro, a Roncade, un anziano che aveva tentato di reagire è stato scaraventato a terra, caduta che gli aveva procurato delle lesioni. In manette sono finite 4 persone, 2 coppie di rumeni sui 30 anni. La banda aveva la base in un B&B a Mestre. Da lì partiva per agire in tutta la provincia di Treviso. Non solo, ha colpito anche in altre regioni del nord Italia. 13 tra rapine e furti accertati commessi nella Marca tra giugno ed agosto 2021. Le vittime, persone fragili, il più
giovane 66 anni, il più anziano 91. La tecnica era quella dell'avvicinamento e con un pretesto quale la conoscenza di un parente, proporsi per un lavoro, la richiesta di un'informazione e poi subito l'abbraccio, e laddove questo non portava ad acquisire la refurtiva e i gioielli, ci poteva essere anche lo strattonamento che ha portato alla caduta di un anziano o addirittura alla minaccia. Oltre ai 4 arrestati, altre 2 donne sono state identificate e denunciate. I carabinieri le stanno cercando. Per loro è già scattata la misura di divieto di dimora nella regione Veneto. Come siete arrivati alla cattura di questi 4? Innanzitutto il lavoro delle nostre stazioni, le stazioni sul territorio, e i controlli delle nostre pattuglie, le denunce delle vittime che sono state importanti, le segnalazioni e quindi le ricostruzioni, importanti le videosorveglianze, e come diceva il procuratore è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni. Una banda specializzata con una grande capacità delinquenziale, avevano numerosi alias, cambiavano spesso macchina soprattutto quando venivano fermati dai carabinieri per controlli. Le indagini continuano per accertare se sono sempre loro gli autori di altri colpi. Per noi adesso la pubblicità, a fra poco. Rientriamo in diretta per parlare del caro bollette e andiamo a Vicenza, dove un appello preciso arriva dai commercianti della città. Sentiamo. Vanno ad incidere sicuramente un 20 e 30%, come io come politica della mia attività non toccherò assolutamente i prezzi, perché già siamo in un momento di crisi e quindi ho valutato di non andare ad aumentare per questo motivo. In questo caso il rincaro delle bollette non è a carico del cliente, perché i prezzi nel nostro caso sono imposti e quindi il cliente pagherà le stesse cose, forse inciderà un po', a quanto ho sentito, per il campionario nuovo incidono i prezzi direttamente essendo il materiale, i tessuti più costosi in questo momento, lì forse, ma come riguarda le bollette no, perché è a carico di noi, del commerciante. Ecco, e a voi quanto sarà questo carico in più? Sarà un circa 30%. Salasso che molti commercianti hanno deciso di non far pesare sui clienti, ma resta il fatto che la stangata delle bollette inciderà con un balzo stimato al 40%. L'elettricità può avere un impatto legato soprattutto per le grandi metrature, perché comunque un costo attorno al 30% di aumento delle bollette, però non è la voce di spesa più alta. Sicuramente il gas è quello che preoccupa di più, ma nelle catene di negozi fortunatamente non c'è questo problema, quindi un po' di apprensione, ma non più di tanto, ma solo per le grandi metrature. Non saprei dirle, perché qua è tutta una sorpresa. Non ci voleva in questo periodo? Direi proprio di no. Necessario l'impegno del governo, chiedono i commercianti. Diminuiranno i guadagni sicuramente, però purtroppo su questo noi commercianti non possiamo farci niente. Solo il governo potrebbe eventualmente contenere i costi, anche perché sappiamo tutti che sulla bolletta buona parte sono tasse, per cui o ci aiuta il governo e se no paghiamo come sempre. Dello stesso avviso anche l'assessore comunale al commercio. All'incertezza legata alla pandemia va sommata anche la forte preoccupazione legata all'aumento delle bollette, una situazione inaccettabile che rischia di mettere in ginocchio migliaia di famiglie, migliaia di imprese e su cui il governo dovrebbe intervenire subito. A Venezia ora, dove profondo è il cordoglio per la morte della grande scrittrice e giornalista Luciana Boccardi. Uno stile arguto, schietto, con giudizi spesso tranchant, la frase "mai paura di niente" ereditata dal padre, che è diventata presto il suo stile di vita. Luciana Crovato Boccardi è morta mercoledì pomeriggio all'ospedale civile di Venezia per un repentino aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Il prossimo ottobre avrebbe compiuto 90 anni. Unanime il cordoglio da tutto il Veneto e da Venezia, la sua città. Nel settembre 2020, alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, era stata presentata la sua biografia, La Boccardi, scritta dalla giornalista e amica Alda Vanzan.
In quell'occasione la protagonista aveva risposto così. Mi ha colpita molto l'idea di vedere che fanno un libro su di me. Sinceramente non ho mai pensato che si sarebbe fatto un libro su di me, non mi sento così importante e quindi mi ha fatto piacere e mi ha intrigato. Adesso c'è una sua biografia che uscirà. È la storia di una famiglia, è la saga familiare, perché la mia famiglia ha questa storia molto avventurosa che comincia a metà Ottocento. Quindi il primo libro che è finito, che uscirà a gennaio, parte da metà Ottocento e arriva ai miei primi 20 anni. Ogni veneto, assieme a tutto il mondo della moda e del giornalismo, ha scritto il presidente della regione Luca Zaia, piange una straordinaria donna e giornalista. La sua vita insegna che se hai voglia di riuscire devi sudare, ma ce la puoi fare. Mi ha colpito uno stilista che sta nelle retrovie di cui non si parla molto, che è Michele Miglionico, che è una persona molto colta, che studia dei momenti della vita, della storia nostra e che li traduce in una moda che è molto molto alta, molto bella. È stato il motivo per cui ho voluto raccontare la storia, la determinazione, il coraggio, la forza di volontà di questa donna. Una storia per certi versi irripetibile, perché si è sviluppata in un periodo storico che abbiamo alle nostre spalle, ma che può essere anche di insegnamento per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Se studi, se ti prepari, se sei determinato, ce la puoi fare. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina ancora il nostro paese, regalandoci un'ennesima giornata di bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 14 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, anche la nostra regione è protetta dall'alta pressione, tanto sole dappertutto, cielo sgombro da nubi, salvo possibili locali foschie o nebbie in pianura verso sera. Venti a tratti moderati occidentali sulle aree pianeggianti. Temperature senza particolari variazioni, minime tra -3 e 1 grado, massime tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non cambia lo scenario, poche novità, sempre ampio soleggiamento, cielo sereno su tutti i settori. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non sono previste piogge, tanto sole con qualche velatura ma del tutto innocua. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.